Asiago c'è. Di fronte alla necessità di gestire l'emergenza e di prepararsi alla sfida della post-pandemia, la località dell'Altopiano gioca d'anticipo, con una strategia che parte dall'unione di tutti gli operatori e dei portatori di interesse. Il piano è partito con l'attivazione di una vera task force per la condivisione di azioni e strategie. Il mondo degli allevatori, gli artigiani, i commercianti, gli operatori del settore turistico, tutti coinvolti nella peggior crisi mai vissuta nei nostri tempi. Oggi sta a noi trovare delle risposte e fornirle a loro. Assieme bisogna creare quell'energia positiva per la ripartenza. Per superare questa fase e prepararsi al futuro occorre una visione capace di innalzarsi al di sopra del clima di incertezza, individuando soluzioni per la ripartenza e per il dopo virus. Una ripartenza che sarà graduale, il mercato del turismo sarà uno degli ultimi mercati a ripartire, però abbiamo quindi da investire queste energie in questo tempo a nostra disposizione per riformulare la proposta. La domanda alla quale dovrà rispondere Asiago non è più dove andare, ma perché. Ecco allora la necessità di raccontare la località come meta autentica e green, dove vivere esperienze e attività personalizzabili secondo target differenziati. Abbiamo capito che dobbiamo passare da un concetto di promozione turistica a un concetto di prodotto di destinazione. Per arrivare a questo risultato bisogna mettere in campo molte strategie e cercare le risorse per attuare queste azioni. Sono convinto che tutte le categorie potranno portare idee ed energie positive per la ripartenza affinché questa crisi venga superata